Lynx Latina Camedosson è una sfida già particolare. Una ha sempre vinto in casa, l'altra ha sempre perso in trasferta. È la quinta giornata in Serie A. Buonasera dalla Pala Bianchina. La palla uscita Igor subito per Vieira, la parata di Casassa, primo squillo, va via Belsito, il destro Anas, poi ancora Camedosson. Anas, palla per Juan Carlos, imbucata per Vieira, va via Vieira sul fondo, il lancio proprio per Juan Carlos che di prima serve Anas, va via il numero 30, ancora Anas, se la porta sul destro, Bertoni, suola, destro di Bertoni, palo, Belsito, Casassa, capisce tutto Igor, va via Grippi con la parata sempre di Mirko Casassa, se la porta sul sinistro, Giappa entra in area, palla al centro, il gol, l'autorete di Grippi, 1-0 per il Latina, finisce il primo tempo, 1-0 per il Latina, va via Murilo, Grippi, proprio Grippi, il pareggio della Camedosson al terzo minuto della ripresa. Camedosson, ancora Murilo sul fondo, imbucata per Murilo, poi Belsito, Casassa, Belsito che poi cade, riparte Latina, Bissoni, c'è Lo Cicero, palla per Lo Cicero, Cicciolo Cicero, contropiede letale del Latina al quinto minuto. Terzo per la Camedosson che resta proiettata in avanti, palla per il gol di Giappa Vieira, dove l'ha messa Giappa Vieira, 2-2, che partita al Pala Bianchini, quinto gol in campionato per Giappa Vieira. Fermato, riparte la Cam e poi ancora Juan Carlos che si complica un po' la vita, perde palla, la sfera però arriva Anas, palo e l'autorete di Azzoni, altro autogol da parte della Came, palla in mezzo, poi Giappa Vieira se la porta sul destro, direzione Juan Fran di testa Juan Fran sull'assist di Giappa Vieira, 3-3. Palmeggiani, palla per Pedrigno, va via Palmeggiani, palla verso Mazzoni, Pietrangelo, ancora Mazzoni, Vinicius Mazzoni, il Latina è nuovamente avanti al 12° della ripresa, 4-3, è una partita infinita qui al Pala Bianchini, con Del Pizzo 1-1 tra Petrarca e CMB. Grippi, ancora Grippi, il destro, Thiago Grippi, al 14° il pareggio della Camedosson Maidoma. Si accentra, Giappa viene anticipato, attenzione con 2 contro 1, palla per Murilo, Juan Fran, Igor 1-2 con Juan Fran, traversa di Juan Fran, Juan Carlos, Bissoni sul fondo, 2,48, lancio lungo per Juan Carlos che la tiene Juan Carlos, Pietrangelo, Pedrigno, apre il sinistro, direzione angolo, Anas, la finta, ancora Anas che non riesce a calciare, poi Bissoni, palla geniale per Caio, riparte Giappa Vieira, la Camedosson passa in vantaggio a 25 secondi dal termine. Wanchi parla per Mazzoni che se lo divora, Pietrangelo apre il destro, la palla scende, palla alta, Bissoni, palla per Juan Carlos, sbaglia tutto Bissoni, il destro di Giappa Vieira e il gol di Giappa Vieira perché ha calciato prima della sirena, il gol vale 6-4, la vittoria della Camedosson che espugna nuovamente il Pala Bianchini dopo la vittoria della passata stagione.